Rieccoci insieme cari telespettatori, adesso vi presento il nostro interlocutore, il nostro esperto, il nostro ospite. Allora, ben arrivato qui con noi il dottor Umberto Basso, grazie di riessere qui in trasmissione, direttore della struttura complessa UOC di Oncologia 3 IOV Castelfranco. Dottore, anticipavo prima, parleremo di una tematica molto interessante, in modo particolare il percorso che deve fare il paziente con tumore alla prostata. Lei ci racconterà anche un po' altre questioni che riguardano l'attività medica che viene fatta, il team, insomma andiamo oltre e sopra quella che è la patologia per rendere la cura sempre più efficace, sempre più puntuale e anche un'attività, diciamo così, che viene coordinata a vari livelli. Insomma, che cosa c'è di nuovo? Bene, grazie di questo invito. Allora io ricordo brevemente che il tumore alla prostata è il tumore più frequente nel sesso maschile e ogni anno in Veneto ci sono circa 3.400 nuovi casi, prevalentemente in persone, uomini che hanno più di 60 anni, il picco è attorno ai 70-75 anni. È un tumore ad alta guaribilità, nel senso che la maggior parte di questi pazienti guariscono o comunque riescono a tenere sotto controllo la malattia per tempi anche molto lunghi. Quindi è un tumore su cui oggi i trattamenti chirurgici, radioterapici e ormonali e anche di altro tipo, oncologici in generale, possono avere degli effetti, un'efficacia importante. Oggi più che di tumore della prostata si parla di paziente con il tumore alla prostata e si cerca di organizzare i servizi attorno al paziente, cioè cercando di creare un percorso facilitato attraverso il quale il paziente possa accedere alle strutture ospedaliere e a poter ricevere sia gli accertamenti diagnostici che poi i trattamenti adeguati alla sua situazione. Il tumore della prostata è un tumore caratterizzato da un'estrema variabilità di comportamento, cioè ci sono tumori molto aggressivi e invece poi ci sono tumori per la maggior parte invece poco aggressivi e a volte anche cosiddetti indolenti, per cui i trattamenti sono molto vari, si va dall'intervento chirurgico seguito anche da radioterapia e da terapia ormonali a pazienti invece che fanno solo l'intervento chirurgico, solo la radioterapia o addirittura anche oggi alcuni pazienti fanno solo sorveglianza, cioè non serve fare niente, il tumore è piccolo e tranquillo, non serve fare altro che seguirlo nel tempo e quindi fare solo dei controlli. Quindi voglio lanciare un messaggio di speranza a tutte le persone che sono affette da questa malattia, che la ricerca sta facendo molto e che ci sono molte possibilità di trattamento. L'importante è appunto rivolgersi a strutture dove siano attivi dei gruppi multidisciplinari, cioè dove i medici, i diversi specialisti, l'urologo che è il chirurgo, il radioterapista oncologo, l'oncologo medico come il sottoscritto, ma anche poi il radiologo, il medico nucleare, lo psicologo, l'anatomopatologo e altri ancora, tutti questi specialisti si trovano per collaborare, per creare dei percorsi organizzati di diagnosi e di cura di questa malattia. Allo IOV proprio recentemente abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001-2015 di questo percorso, cioè abbiamo sottoposto a verifica i nostri processi, quello che noi facciamo, il tipo di incontri, il tipo di documenti che noi produciamo, come viene gestito il paziente ad una agenzia esterna che ha valutato la validità e la sostenibilità dal punto di vista proprio della qualità della procedura e della correttezza e riproducibilità di tutti questi processi, e quindi abbiamo ottenuto questo bollino che ci fa molto piacere, che è un'estensione in realtà, perché l'Istituto ha già la certificazione ISO 9001, in questo caso è stata fatta un'estensione che riguarda questo percorso multidisciplinare della gestione del tumore dei pazienti che hanno il tumore della prostata. Sostanzialmente ad ogni
ogni paziente vengono offerte tutte le opzioni possibili terapeutiche e diagnostiche, no, di trattamento, cioè viene preso in carico dalla struttura, un po' come il tumore al seno, che la paziente viene presa in carico, è questo? Infatti il modello della cosiddetta prostate unit, cioè unità di cura del tumore della prostata, ricalca quello che è la breast unit, cioè la unità della gestione del tumore al seno per le donne. Le breast unit hanno una storia più datata, ormai sono attive da tempo, e si è visto proprio come la gestione delle donne nell'ambito di queste unità è sicuramente migliore, sia come risultati del controllo di malattia, ma anche come qualità di vita, come modalità con cui la paziente vive la sua malattia, e questo si vuole ricreare anche nel tumore della prostata, in cui si vuole fare in modo che il paziente non debba cercarsi i diversi specialisti, andare a prenotarsi i diversi esami in maniera separata e ricevere magari anche potenzialmente delle prescrizioni, dei pareri diversi dai diversi specialisti, ma si vuole creare un percorso facilitato, cioè il paziente accede tramite l'urologo, o principalmente tramite l'urologo, altre volte tramite l'oncologo radioterapista, e poi viene inserito in un percorso che è comune, in cui i vari specialisti si incontrano, discutono quelli che sono gli esami e la situazione che ha il paziente e propongono le scelte migliori per quel paziente, che poi verranno proposte al paziente, condivise con esse, e poi il paziente decide fra le diverse opzioni. Come dicevo prima, molti pazienti hanno diverse opzioni di trattamento e quindi possono scegliere. In altri casi le opzioni sono invece più limitate e più circoscritte, però è importante che il paziente abbia accesso a tutte le opzioni di terapia, ed è per questo che è importante la gestione di un percorso multidisciplinare, proprio per impedire che se un paziente si rivolge ad un singolo professionista, che questo professionista proponga solo la sua terapia, la sua visione di quella che è la malattia, mentre invece in questo caso nella gestione multidisciplinare si ha una visione onnicomprensiva e tutte le opzioni vengono valutate, anche quelle sperimentali di protocolli di ricerca, e poi il paziente è libero di scegliere, di decidere se accettare uno studio clinico, se accettare la proposta di intervento chirurgico, di radioterapia o di altri trattamenti. E si è visto che questo aumenta quello che è la consapevolezza che ha il paziente della sua malattia e la sicurezza del paziente di aver fatto il meglio possibile per la sua malattia. C'è una responsabilizzazione anche in capo però al paziente e delle conoscenze che deve acquisire importanti, perché ovviamente se vengono presentate un ventaglio diagnostico, molte volte uno si dice mi fido della persona a cui mi sono affidato e scelgo questo percorso. Qui invece implica, anche se c'è una scelta, vuol dire anche una responsabilità. Certo, oggi bisogna coinvolgere i pazienti nelle scelte terapeutiche, non è più possibile proporre al paziente la terapia come scatola chiusa senza discutere i pro e i contro del trattamento proposto o delle diverse scelte terapeutiche. Ovvio, gli ascoltatori capiranno, immagineranno che la quantità di informazioni che vengono fornite viene dosata in base anche alle caratteristiche che ha il paziente, al suo livello culturale, alla sua età. È ovvio che a una persona anziana che ha limitate capacità di comprensione si usano parole molto semplici, a persone invece più giovani e magari più istruite, o che magari sono andate su internet, si sono informate, si utilizzano dei termini più approfonditi, si danno informazioni più dettagliate. Però in realtà anche le persone anziane vogliono scegliere. Sono stati fatti vari studi che hanno dimostrato che anche gli anziani vogliono scegliere. Uno gli spiega a parole povere, parole semplici, quali sono gli effetti collaterali e le prospettive
dei diversi trattamenti, e anche l'anziano può scegliere, anzi deve essere chiesta il suo parere. Poi se il paziente dice, lo sentiamo, non capita spesso, ma comunque capita, che il paziente dice: dottore, mi fido di lei, faccia quello che lei ritiene meglio per me, oppure fanno decidere la moglie o i loro figli. Ma questa è una minorità, è una minor parte della situazione. La maggior parte ormai dei pazienti, se vengono intervistati, se vengono coinvolti, vengono interrogati, vogliono partecipare, vogliono dire la loro. E questo è un cambiamento culturale epocale che sta vivendo tutta l'oncologia, non solo italiana ma anche a livello mondiale, proprio di informazione, cioè di coinvolgimento del paziente nel suo percorso terapeutico. Ecco dottore, se non erro, già da diversi anni, dal 2015 mi pare, che allo IOV esiste questo gruppo multidisciplinare per la prostata. È così? E quindi adesso voi l'avete esteso a Castelfranco, e quali realtà abbraccia? Che tipo di lavoro c'è stato? Certo, il gruppo è nato nel 2015 principalmente dalla collaborazione fra noi oncologi e i radioterapisti. Poi via via abbiamo coinvolto anche gli urologi, gli anatomopatologi, i radiologi, i medici nucleari, e soprattutto abbiamo cercato di creare un percorso comune fra IOV, azienda ospedaliera di Padova, e anche la casa di cura di Abano, in modo tale da fare in modo che il paziente che è affetto da questa neoplasia a Padova venga trattato in maniera sovrapponibile, cioè con le stesse chance di terapia e con le stesse modalità di discussione multidisciplinare, di offerta di tutte le opzioni terapeutiche, indipendentemente dalla struttura a cui si rivolge. Qui adesso c'è anche la sede di Castelfranco, che ovviamente è parte integrante dello IOV, e quindi anche i pazienti di questo territorio possono accedere a tutte le offerte terapeutiche dello IOV. E anche qui a Castelfranco c'è un gruppo multidisciplinare che si riunisce per discutere i casi, cercando di condividere i percorsi e condividere le proposte terapeutiche, senza individualità, cioè facendo in modo che il paziente si senta seguito dalla struttura e non da una singola persona, da un singolo specialista, che poi magari tende ad avere una sua propria visione personale della situazione. Certo, ma ad esempio, ma a livello Veneto ci sono altre realtà, altri ospedali, non so, uno va a Belluno anziché a Verona, o che so io, a Mestre, allora lì invece ci possono essere modalità diverse di approccio, oppure questo intende diventare un polo di carattere regionale, un istituto regionale di riferimento per la cura dei tumori alla prostata? O è ancora presto? In vari ospedali ci sono già dei gruppi multidisciplinari che si occupano di questa neoplasia. Questo perché in tutti i centri di un certo volume si cerca di offrire la gestione multidisciplinare. Lo IOV è il centro hub oncologico della Regione Veneto, quindi è il centro di riferimento, ha il maggior numero di protocolli di ricerca che vengono offerti a tutti i pazienti veneti, e quindi c'è una collaborazione con gli altri centri, con uno scambio di informazioni, ma anche invio di pazienti per essere arruolati in studi clinici. Quindi io ringrazio tutti i colleghi oncologi, radioterapisti e anche urologi che da altri centri ci inviano i pazienti per valutazione e poi per inserimento in studi clinici. L'obiettivo è quindi è quello di condividere queste esperienze poi con gli altri centri. Lo IOV ha coordinato la stesura di un percorso diagnostico e terapeutico del tumore della prostata, in cui sono stati coinvolti tutti i centri del Veneto, sia di oncologia, di radioterapia che di urologia, proprio per cercare di uniformare il trattamento di questa malattia nei diversi
diversi centri del Veneto. Esiste anche poi un percorso specifico di accesso dei pazienti con neoplasia, i cosiddetti punti di accesso per i pazienti qui allo IOV, dove un paziente si può rivolgere per poter essere inserito nel nostro programma multidisciplinare. Poi in base al tipo di trattamento che serve e in base alla disponibilità o meno di studio clinico, il paziente potrà essere trattato qui da noi o eventualmente anche tornare al proprio ospedale di riferimento per eseguire trattamenti convenzionali o eventualmente programmi di ricerca disponibili anche in altri ospedali. Quindi l'obiettivo è quello di uniformare, di garantire le migliori chance, le migliori opzioni di cura in tutto il Veneto, cercando di evitare delle disparità che sono sempre situazioni poco piacevoli, perché è giusto che un paziente veneto possa ottenere le stesse opzioni di trattamento, le stesse chance di cura o di controllo di malattia, indipendentemente da dove abita. Assolutamente sì. Noi produciamo annualmente anche incontri di tipo formativo per questo tipo di neoplasia, proprio per stimolare la collaborazione e lo scambio di informazioni. In particolar modo in Veneto è attivo il GUONE, il Gruppo Oncologico del Nord-Est, di cui io faccio parte, sono anche presidente, che collabora, che organizza molte attività formative coinvolgendo diversi specialisti proprio per creare cultura, per diffondere l'applicazione delle ultime novità della ricerca scientifica nelle realtà locali. Quindi lei adesso la sua figura si sta ampliando e diciamo così volgendo anche verso una parte organizzativa, formativa, di coordinamento più che in senso stretto medico, è così? Lei come dottore? Certo. Bisogna cercare di affrontare il problema da diversi punti di vista. Un conto è l'aspetto clinico, quindi il dialogo con il paziente nell'ambulatorio, e poi però bisogna cercare anche di guardare all'aspetto organizzativo, cercare di migliorare quello che è la gestione onnicomprensiva dei pazienti e cercare di monitorare quali sono i flussi dei pazienti, cosa succede ai pazienti, dove e come vengono trattati, al fine poi di verificare se effettivamente abbiamo dato il miglior standard possibile attuale a questi pazienti, il miglior standard di diagnosi e soprattutto di trattamento. Perfetto, io la interrompo un attimo, dottore, perché abbiamo la pubblicità, quindi un attimo, una pausa, qualche minuto, poi anche i nostri telespettatori, poi ritorniamo insieme e andiamo nello specifico per capire come si è evoluto, quali sono questi tumori che voi vi trovate ad affrontare, sui quali vi confrontate, e anche un po' com'è diciamo così, il decorso adesso della patologia, perché molte persone appunto hanno un po' di ansia, quindi prevenzione da un lato, cura e decorso un po' della malattia allo stato attuale, con l'evoluzione appunto che c'è stata anche di carattere organizzativo. A tra poco.